È in fuga e potrebbe anche essere armato. Chiunque dovesse vedere Arthur Haxiu, 53 anni, di origini albanesi, residente a Bevazzana di San Michele al Tagliamento, Venezia, sospettato del tentato omicidio di 3 colleghi di lavoro, contatti con la massima urgenza il numero di emergenza 112. È l'appello lanciato dai carabinieri di Portogruaro e dalla procura di Pordenone per cercare di rintracciare il fuggitivo che lunedì mattina avrebbe sparato a 3 colleghi per motivi al momento sconosciuti, dandosi poi alla fuga. Non si esclude che l'uomo possa ancora essere armato. La pistola che avrebbe utilizzato per ferire gravemente i colleghi non è stata ritrovata, al contrario del furgone usato per la fuga, rinvenuto nella prima periferia di Bibione. Lunedì mattina verso le 7, prima in via Pirano, nei pressi della sede della Europa Tourist Group, una multiservice che si occupa di turismo e giardinaggio, e poco dopo, in pieno centro a Bibione, a meno di 1 chilometro di distanza, in un condominio di via Vega, ci sono state 2 sparatorie. 3 le persone ferite, una è in pericolo di vita, le altre 2 per fortuna no. Indaga la procura di Pordenone. Il movente del triplice tentato omicidio rimane sconosciuto. Solo il fuggitivo Arthur Haxiu dovrebbe saperlo.